Ciao a tutti, per la serie Integrale è vero. Collegamento con la Sala Bianca del Municipio di Gorizia per i riconoscimenti assegnati quest'anno ai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno avuto un comportamento esemplare anche al di fuori dell'orario di servizio e mettendo a rischio la propria sicurezza. Nel testo sotto il video tutti i premiati. A voi la linea. Anche questi casi giustifico l'assenza del questore perché avrebbe avuto piacere sicuramente di essere presente con noi, non poteva scegliere l'alternativa e perciò soccombe davanti all'alternativa, perciò per ragioni professionali naturalmente non ha potuto assicurare la sua presenza, anche perché oggi poi tra l'altro, dimenticandoci i motivi professionali di lavoro, abbiamo una concomitanza di eventi che sono iniziati stamane, la Fondazione Colonnini stanno proseguendo in Parco Basaglia, perciò non possiamo scegliere. Quando accade che scegli finalmente una data per far svolgere un evento, La legge grazie. sulla salamita che si è parlato. Ma noi abbiamo scelto di farlo sempre, continuiamo a farlo sempre in prossimità del 16 marzo. E come sapete, vero che sapete che il 16 marzo ci si attese i annuite, perché quello che sostengo sempre, ma non anche adesso, cioè, non è un premio per cui toccheremo oggi. Non vi cambia un euro nel vostro stipendio. No, tu si pigliano via. Non vi cambia un euro. Non è un riconoscimento però da parte non da parte del sindaco, ma da parte di tutta la città, nel senso che ogni persona che lavora, ma anche chi non lavora, si svolge una qualunque attività, non soltanto di servizio, ma comunque in prossimità di altre persone, tutti cercano di fare naturalmente bene. Tutti quelli che svolgono una professione hanno come degli appalti un capitolato, e perciò hai una serie di atteggiamenti che escludono di svolgere nell'arco della giornata, però ci sono dei comportamenti, delle azioni, un ringraziamento anche alla dottoressa Marianna, venga. no, ma perché io la chiamo? Perché mi ha diffidato più volte, visto che grazie a lei riusciamo a tenere questo coordinamento, e mi ha diffidato più volte da citarla, ma tu sai che sono sindaco dispettoso, nessuno mi diffida, io ringrazio Arianna, perché ha cambiato nome d'ordine del prefetto. Ma è perciò come peraltro anche il premio Sapinario di Taziano, anche il premio Sapinario di Taziano non è soltanto un premio, che ciascuno uno lo raggiunge a fine carriera, ciascuno lo sportivo, anche a Mossi lo scorso anno non è il suo premio, è la medaglia nel momento in cui compi una prestazione atletica, perciò non è quello che lo si attende, però quello che voi avete fatto, cioè quello che persone rappresentanti perciò all'interno delle forze dell'ordine hanno fatto qualcosa in più rispetto a quello che era chiesto loro. Perciò è quel qualcosa che esce dalla ragionevolezza, perché solo qui c'è a pensare tante volte, e con i vostri gestieri, azioni di pericolo ci sono in qualche azione. Però ci sono momenti in cui ormai in default avete una reazione esemplare che va al di là, perché solo comincia a pensare ai rischi che corre, rischi non soltanto per la propria informità, ma tante volte anche alle violazioni di faccio questa cosa o non la faccio, quante leggi violo nel frattempo, quali sono i rischi di cui mi faccio carico. Ecco, di riuscire perciò da parte della città, oltre alla pacca sulle spalle, a dargli questo riconoscimento per un modo da parte della città, che è qui da portata anche dall'assessore della vice sindaco Gatta, dall'assessore Daidone, voi che ti faccio assessore adesso, dove sei? Pisetti, l'assessore Negro, non c'è qualcuno dietro che abbiamo fare quello di fare in volta, perciò è un grazie da parte della città per quello che avete fatto. Lo facciamo, come dicevo, in possibilità del segretario di Taziano, perché anche il premio ha questo scopo, questa mission, questa finalità, e quello di far riflettere, nel senso immunisire le persone, dire, ma se queste persone hanno fatto questo e non erano tenuti a farlo, o non erano tenuti a farlo in questo modo, perché lo hanno fatto? Considerando che appunto ci sono rischi che uno
può correre se riuscire a ottenere questo risultato. Perché loro? Se lo hanno fatto loro, perché non posso farlo io? Perciò sperando che, come le altre pronostiche, quando metti una via, e che peraltro deve essere morto da 10 anni la via, non c'è nessuno che auspica di trovare però quello di significare l'hanno acreditato a mettere le nomi della via, ma perché gli hanno riconosciuto una piazza, un altro, un giardino, una via? Perciò sperando che qualcuno possa emulare quello che avete fatto. Tutto ciò premesso. Peraltro ci sono polizia penitenziaria, corpo forestale, reggimento carabinieri, polizia locale che hanno fornito segnalazioni perché comprensibilmente nel corso degli anni ci viene anche chiesto ma ci sono tanti che per una ragione o per l'altra, perciò ci viene chiesto di conferire un riconoscimento all'intero corpo, cos'è che non possiamo fare, nel senso che non significa che ciascuno dei vari reggimenti, il corpo forestale, carabinieri, polizia, è chiaro che faremo punti di eccellenza generalizzata. Allora cerchiamo proprio il caso specifico, cioè quello sporco, di cui la persona in particolare che deve essere assimilare. Poi, quando c'è una pluralità di preferimenti, significa che magari l'annulazione, forse 2, 3, 4, per un concorso a medesimo titolo, non per portare a parte, consigliere. Tutto ciò permesso, lungo permesso, no? Sperando di dire, invece no. Tutto ciò premesso, insieme a Sua Eccellenza, che non sopporta essere chiamato Sua Eccellenza, ma per salvare proprio sono dispettosa, lo chiamo Sua Eccellenza. In questo caso ricopre il ruolo di segretaria nazionale al posto di Marianna, quindi forgerà i diplomi per ognuno in gioco. Ecco, perciò in rappresentanza dei questori sei tu o c'è qualcuno? No, c'è Gennaro. Ah, è vero, poi che sei sempre diviso, no? Sei sempre diviso. Perciò se riesci ad associarti a noi per conferire al vice riconoscimento al vice sovrintendente Fabrizio Puntini. Vabbè, eccole. Adesso ti leggo intanto per la motivazione, ce la spiegherai. Questo leggo il testo e vale anche per gli altri. A Fabrizio Puntini, vice sovrintendente della Polizia di Stato, Prefettura di Gorizia, per aver svolto con particolare serietà e grande senso del dovere il suo delicato incarico al servizio della comunità goriziana e della collettività tutta, dando prova di profondo attaccamento all'istituzione. Con gratitudine, Sindaco Gorizia Bene, Gorizia, 11 marzo 2024. Grazie, complimenti. Foto. Questo è il tuo adesso, Tu ci spiegherai chi di voi sa. Chi di voi sa le ragioni? Come polizia di frontiera, che attività? No, io durante fuori dal servizio, E ti pare poco? No, sembra, cioè, sì, no. Non so se si è sentito. Quando ero fuori servizio con mio figlio a grado, una persona sta morendo, lo sono andato, una cosa normale che io faccio 2 volte al giorno. No, una volta in tutta la vita. No, è questo significa che ecco, questi sono gesti fatti al di fuori, naturalmente, ma poi sono persone che sanno svolgere quel percorso di salvamento, altre magari lo potrebbero fare, ma non lo possono perché diversamente questa persona quando non ci sa più molti forse sulla sete di poco direi a Cepise. No, ti restituisco anche il nastrino perché trovarlo dello stesso colore è impossibile. E se tu mi chiedi di rifare il fiocco non lo so perché passo ho pensato a non lo so. Grazie. Comando provinciale dei carabinieri, uno alla volta. Chi viene dove? Ok. Allora, uno alla volta, il vice o la stessa operazione? Stessa operazione, allora tutti e tre insieme. Il vice brigadiere sgadiere Lorenzo Carotta, l'appuntato scelto A2 Preipez, appuntato scelto comando che invii. Suppongo siate voi guidare e fate il tuo che è volto. Allora, in pensione, che significa di questo?
Assolutamente. Vedete che magari a beneficio di foto, sapete che il walk piano, io so che qualcuno di voi mi illustrerà a giovani. Chi di voi? Il maggiore. Ok, allora tre sono stati segnalati perché il 24 settembre scorso hanno tratto in salvo una persona che si trovava in uno stato emotivo particolare in quanto aveva litigato con la propria compagna e ha abbandonato l'appartamento dicendo alla compagna che appunto aveva i fendi suicidi. Ed effettivamente così è stato perché ha mandato tramite l'applicativo WhatsApp un video alla donna dove documentava che stava collegato con un tubo di gomma al gas di scarico per saturare l'abitacolo di gas. E la donna ci ha chiamato, ha parlato l'ha contato Valentini, il quale si è reso conto della gravità della situazione e quindi ha attentamente attuato la procedura salvavita, quindi ci ha permesso di localizzare l'ultima cella in cui si era agganciato il cellulare dell'uomo, che ovviamente nel frattempo era stato spento, e quindi tutte le pattuglie sono state sono trovate in una zona boschiva, ma anche particolarmente interne, perché loro poi sono stati bravissimi ad individuare la vettura, che erano le 11 di sera, quindi totalmente buio, non era priva di illuminazione, macchina con luci spente, però si rendono conto che c'era appunto la macchina, si avvicinano e l'uomo aveva il chilo di gomma inserito nella bocca, percepiscono degli impercettibili movimenti dell'uomo, cercano di avviare l'attenzione, si era chiuso dall'interno, quindi ovviamente non era possibile aprire il veicolo, e quando l'uomo si rende conto che qualcuno stava battendo al finestrino, accelerano ancora di più per far entrare ancora più gas, e quindi a quel punto loro intervengono immediatamente grazie a un coltellino multiuso che abbiamo in dotazione, rompono il vetro del posteriore e riescono quindi ad aprire la portiera, ad fermare il motore e far uscire l'uomo e poi testare. Ma il prodotto quindi giustamente è un nome. Complimento, guardi. E voglio anche presentare Siamo seguendo dedicare simbolo di cercare di emergere questo problema. In questi casi, in circostanze di fragilità, a cui ti fare come se mai, e tra l'altro non lo sai mai, visto che una persona qui da un non ha ragione, non sa mai quale reazione possono dare. Perché non è quello che viene salvato, che ti ringrazio, non vorrei che per lui prendere una reazione adesso, non posso più per poco. A reagire come vuole. Bravi con la traduzione del vero, non lo vedo altro. In altre Poi reagire. Non fai il tocco, fai la carne, tu l'hai pensato però, e non mi dico Guardia di Finanza, invito il comandante dell'Esposito che insieme all'appuntato scelto Giovanni Guerriero. Giovanni! Grande. Innanzitutto sulla presa del testo di smoke, non vai bene che non smoke. A chi ci racconta? Allora, con piacere, grazie in atto dovuto il minimo sindacale, data la parte della società, e riconosce come per è manifestazione anche di sensibilità particolare, insomma, e quindi per questo personalmente tanto ti ringrazio, Carlos. Dunque, l'ho montato Giovanni Guerriero e cosa quando si dice il nome. Allora, lui è un militare in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria, ora la sezione Mande. Ci sono cose fortunate nella vita, cose sfortunate magari. E nel corso del 2022 lui si accorge di un problema di salute significativo, abbastanza importante, e questo episodio lo porta ad essere assente dal servizio per quasi tutto il 2023, quindi fa
proprio nel fatto di questa sua assenza in servizio di vita 23, noi abbiamo ritenuto di vedere quella cosa particolare che adesso vi espongo. E Giovanni seguiva un po' di era in cui c'è particolare una terapia sempre nonostante questo, e siamo nel mese di giugno 2023, lui mancava da reparto già da spese. Si rende disponibile per un'altra forza di polizia, in questo caso la Polizia di Stato, anche all'annuncio degli ottimi rapporti che possa distinguere il rapporto insomma, con tutte le istituzioni. Si mette a disposizione quest'altra forza di polizia per valorizzare una delle sue belle caratteristiche, in questo caso era la conoscenza di una lingua straniera di livello più fabile del scuola, insomma. Qui è brevettato. E questo proprio grazie al suo apporto, perché purtroppo anche lì normalmente ci sono dei tempi anche lunghi quando si cerca un'università perché magari non viene trovata e così via. Lui è stato immediatamente disponibile, ha redatto una traduzione di un atto giudiziario molto significativo e più importante, e questo ha consentito ai colleghi della Polizia di Stato poi di concludere una lavorazione che non mi ho dubbio dell'anno scorso. E io in queste due cose ho ritenuto di vedere quella cosa particolare in più, quello che volta, perché tu chiedo magari quanti lui lo stesso da portare una malattia per me e devo senza loro faccio. E in più questa cosa ulteriore a beneficio di un'altra fase, io secondo me anche queste parole veramente. Dopodiché a gennaio di quest'anno lui è entrato in servizio, è entrato in maniera molto brillante, questo noi siamo dei utenti che pubblicamente ringraziano anche per questo, ed è rientrato, non dico come se non se ne fosse mai andato, però meno maledetto al distacamento mi interessando come per prendere con lo stesso entusiasmo, senza proprietare di vere disfunzioni, senza far pesare esaminare. Se te lo faccio a condizione che Esatto. ora chi? vigile. Vigili del fuoco. Allora, stessa operazione o operazione? Stessa operazione. Stessa operazione, la chiamo tutti insieme: capo reparto Roberto Visilvini, capo squadra Enrico Nardò, il vigile coordinatore Massimiliano Valente e il vigile coordinatore Stormo Marco Stei. Valente, sì. Guarda, assegnato dal prefetto ragazzi. No, la cosa della Grazie. Così Mariano l'hanno conosciuto di prima. Chi ci racconta? Proprio io. L'operazione iniziata nel primi di novembre del 2023, una ricerca presso una scomparsa. I nostri 4 colleghi sono rientrati liberi dal servizio perché era una convenzione di maltempo per la quale si richiedevano ulteriori risorse. C'era questa persona appunto scomparsa, non già state fatte altre ricerche, non si era riuscito a trovarla, e sono riusciti in località a Toriaco, con Moraggio di Risonzo, a trovare questa persona che era caduta in stato confusionale nella boscaglia, quindi era nascosta dagli alberi. Considerate che in quel momento venivano giù gli alberi, perché per il mantello loro si sono dovuti destreggiare e sono dovuti passare in una zona alquanto non impervia per il terreno, ma per quello che c'è intorno, quindi appanamento, alberi caduti. Quello l'avete visto? Hanno visto, la fortuna aiuta qualche volta, la fortuna è l'intuito, perché sono andati a cercare dei luoghi dove si diceva che questa persona normalmente passeggiasse. Non l'hanno trovato proprio sul sentiero, l'hanno trovato un po' forzato, perché la persona non si era sentita bene, si era spostata e si era accasciata. L'hanno chiamato, sono riusciti a dare dei primi di risposta, poi l'hanno tratto in sala. Questo è quanto. Bravi ragazzi. Una persona giovane con famiglia, i 50 anni, che si chiama andato schieranista. Sì. Se non si diceva di vedere magari a ricordare qualcuno subito, altri che magari non riesco più a preparare e sono lì.
se ce l'avete. Diciamo che è stato confusionale perché nella scorteria c'era qualcosa che era scattato, siamo riusciti a farlo. Vai, grazie. Senti chiaramente. La brigata, comandante generale, insieme all'assistente amministrativo Massimo Paolini. Come è questo? No, stiamo in mezzo. Chi ci racconterà? Il mio permesso di prendere la parola io prima del comandante della brigata. Se è autorizzato Allora, intanto una brevissima premessa, il dipendente della difesa Massimo Paolini con tutto un assistente amministrativo per essere fatto comandante titolare del previso, poi sostituisco il comandante alle dipendenze della brigata. a dire sai io per il tuo nome. Non assolutamente, sono dipendente civile della difesa. Detto questo, nello specifico dell'episodio risale al 3 dicembre, ovviamente fuori dal servizio, ho viaggiato nella sua automobile, ho notato lungo la strada una coppia intenta a litigare, con la donna che chiedeva aiuto in maniera abbastanza animosa, e non ha esitato a fermare la propria auto, correre in soccorso di questa donna, metterla al sicuro nella propria auto e cercare di sedare anche un attimino gli animi del compagno, del presunto compagno, che appunto litigava con la ragazza e in attesa del seguito del forsello e nelle successivamente sono intervenute poi appunto per constatare insomma l'accaduto e chiudere il caso. Si sa come sta questa coppia adesso? No, lo stiamo immaginando. Diciamo che quello che ho saputo è che lei non voleva denunciare, però visto che era già successo 3 volte, hanno agito d'ufficio, diciamo, quindi hanno cercato di allontanare la coppia che non era più compatibile. È un appello che facciamo anche noi, tutte le donne denunciate. Dire ma è accaduto, no, ma è venuto, no, ma poi gli passa. Denunciate perché su 10 volte che passa c'è l'11ª che non gli passa e accadono quelle tragedie che ai noi hanno postergato quest'anno, dove fatto il calendario del fasto. Ma infatti quando hanno presentato i vari nominativi del personale che potevamo, c'erano diversi soldati, però poi è cascato l'occhio sul dipendente civile della difesa, a dimostrazione che che proprio anche il cittadino comune, se animato da importanti valori, proprio come il nostro dipendente, può fare delle buone azioni. Quindi d'esempio di sicuro per tutto il personale, dove normalmente si tende a guardare le forze dell'ordine come una cosa dovuta, no? L'intervento. Mentre invece dovrebbe essere in ogni singolo cittadino il fatto di credere in determinati valori e intervenire per il bene della comunità. Lui penso sia stato un buon esempio. Quello che diceva il generale comandante, a tutto questo per stimolare la curiosità. Se l'ho fatto loro in orario non servizio, perché non lo posso fare anch'io? E quante volte guardo comandante Punzati come protezione civile, quante volte diciamo che la protezione civile comincia non da chi ha fatto il corso della protezione civile, ma comincia a casa propria, cioè con il comportamento di ciascuno di noi. Dovrebbe esserci una maggior assunzione di consapevolezza che uno non deve attendere sempre gli altri, ma ciascuno di noi, visto che è a casa nostra, la nostra famiglia, se accade qualcosa, non è che ci sono deve fare un amore un figlio. Se c'è qualcosa che deve essere fatto, chi arriva al momento lo fa. Ecco, non c'è la consapevolezza che la nostra comunità è una famiglia allargata. Un comune, una provincia, una regione, uno Stato, una comunità allargata. Anche attraverso questi eventi, queste manifestazioni, i conferimenti, noi cerchiamo di inculcare, seminare questo, sperando che germogli. Basta, ma ringraziamo naturalmente anche per la presenza il comandante del 13° reggimento, ringraziamo il comandante della polizia locale. Faccio un grazie a voi e lo sottolineo sempre, un grazie anche alle vostre famiglie, perché tutto quello che voi fate riuscite a farlo in termini di preparazione e di sacrificio
anche grazie al fatto di condividere questo sacrificio con le nostre famiglie. Che poi magari accade sempre con sì, ma guarda, non hai neanche il servizio, cosa hai rischiato di non avere nemmeno il servizio. In realtà c'è un senso non soltanto di appartenenza, perché chi indossa una divisa ovviamente ha un senso di appartenenza diverso rispetto all'appartenenza ad altri ruoli della pubblica amministrazione, però è un senso di appartenenza etico e morale, c'è un trasporto. Ecco perciò io rinnovo. Vuoi dire una battuta? No, solo una riflessione però. La cosa, e ti ringrazio a nome di tutti e a nome dello staff che rappresento in questo territorio. La cosa bella, la cosa importante è che questa cerimonia accada qui, e qui ci siamo tutti. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono i militari, ci sono altre amministrazioni dello Stato, ci sono gli enti locali. C'è tutto il sistema Gorizia che lavora assieme per, al di là di questi episodi e di questi eventi che sono ovviamente degni di lode e dimensione, ed è il motivo per cui giustamente l'amministrazione comunale li ha premiati, ma rende l'idea del fatto che lavoriamo tutti assieme. Il loro comportamento va al loro merito, va a beneficio ovviamente alle persone che sono state salvate, che sia la persona scomparsa a Torriaco o quel poveretto che cercava di suicidarsi, però va a beneficio di tutta la comunità. E se piantiamo, come dicevi tu, questi semi di buone pratiche, buoni comportamenti, vivremo sempre meglio in questo territorio, in questa città dove già siamo meravigliosamente. Ed è per questo che io, a nome di tutti loro, ti ringrazio per questa iniziativa, che è sempre bella e un aspetto sempre positivo. Ringrazio te a nome di tutti loro. Grazie. Grazie.